I nostri 100 giorni. Corriere del Veneto, domenica 31 maggio 2020. Passeranno alla storia come i 100 giorni della nuova Italia, li divideremo in due periodi e saranno una pietra miliare per la classe dirigente. Sono i giorni in cui la società e l'economia italiane, e non solo, si sono piegate al passaggio del coronavirus. Chiameremo i 70 giorni che hanno cambiato l'Italia il periodo compreso tra il 24 febbraio 2020, primo giorno lavorativo dopo il decreto legge numero 6 che ha avviato le misure restrittive per contenere il contagio, e il 3 maggio 2020, ultimo giorno di lockdown prima dell'operatività del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che ha riaperto molte fabbriche e uffici. In questo arco di tempo abbiamo rivisto immagini e rivissuto emozioni che pensavamo di aver lasciato la nefandezza del Novecento. Lutti familiari senza il conforto dell'ultima carezza, riti funebri non celebrati, colonne di mezzi militari carichi di bare con i feretri dei morti da Covid in marcia verso luoghi dove essere cremati con dignità. Nel periodo più acuto dell'emergenza sanitaria abbiamo riscoperto tutto il valore dello Stato e di chi lo serve. In certi territori e in alcuni comparti, non solo quello sanitario si intende, le strutture pubbliche hanno funzionato in modo eccellente, in altre un po' meno. Ed è proprio questo il punto. Ci si accorge di quanto contino le amministrazioni pubbliche territoriali solo nel momento del bisogno. Ricordiamocene sia per cestinare il vizio antico di criticare lo Stato ad ogni piè sospinto, sia per studiare le aree di eccellenza nei servizi pubblici, per poi diffondere in modo capillare i loro modelli gestionali. Nei 70 giorni del lockdown, inoltre, abbiamo riscoperto le imprese del lavoro. Chi in questo periodo ha avuto prima la capacità e poi il privilegio di continuare a lavorare, ha dovuto riorientare d'emblée tutti i processi decisionali e comportamenti individuali verso l'unico obiettivo rilevante: zero contagi in fabbrica e in ufficio. La continuità dei processi produttivi in sicurezza ha potuto contare sulla diffusa collaborazione tra vertici aziendali, rappresentanti sindacali e maestranze, che ha permesso il passaggio rapido allo smart working, la riorganizzazione degli spazi per ragioni di sicurezza e la riprogettazione dei tempi di lavoro. È un'esperienza che ha insegnato il bello e l'utile della fiducia. Questo bene comune non vada disperso e diventi prassi gestionale diffusa a tutti i livelli. In questi 70 giorni, infine, tutta l'Italia delle imprese e del lavoro ha dimostrato di essere una comunità ligia alle regole e di saperle rispettare. Ci è riuscita perché si trattava di regole, ancorché a volte un po' prolisse, coerenti con lo scopo dichiarato, zero contagi, e percepite come utili. Chissà che il legislatore, nazionale e regionale, continui in questa direzione. Passiamo ora al secondo periodo, che va dal 4 maggio 2020, il primo giorno della fase 2, al 2 giugno 2020, il giorno prima del ritorno alla piena normalità, e che definiremo i 30 giorni della riscoperta dell'effetto Hawthorne. Cosa si è verificato in queste settimane? Ci siamo accorti che la straordinaria prova di competenza professionale, di generosità diffusa in cui si specchia il bel popolo che siamo, di impegno senza se e senza ma, cioè senza orari e senza badare alle declaratorie contrattuali, che abbiamo dato durante il lockdown, non può durare nel tempo. E in effetti, appena entrati nella fase 2, sono emersi i primi, timidi e legittimi, distinguo sulle modalità di organizzazione del lavoro e i suoi corollari, spazio e tempo. Non si faccia l'errore di confondere questi distinguo con le logiche rivendicative del Novecento. Le persone che hanno avuto il privilegio di lavorare durante il lockdown sapevano di essere sotto i riflettori non solo dell'Italia ma del mondo intero. Sapevano di essere al centro di un esperimento sociale studiato e osservato. Ed è per tale ragioni che, anche in condizioni di lavoro peggiori rispetto a quelle ordinarie, hanno aumentato impegno e ottenuto prestazioni a dir poco eccezionali. Si chiama effetto Hawthorne. È stato scoperto nel 1927 da un sociologo americano e ci dice che le prestazioni superiori non durano nel tempo. La ripartenza dell'Italia cominci da questa consapevolezza.